sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e bentrovati a quest'ultima puntata settimanale di Auto da Fè, che come tutte le settimane, quasi tutte le settimane, e di questo ringrazio il nostro ospite, prevede una conversazione con appunto l'ospite, il professor Fabrizio Pezzani, come tutti i venerdì. Professore, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Il professor Pezzani è professore emerito di economia della Bocconi e soprattutto è uno studioso di economia in senso etimologicamente corretto, diciamo così, cioè tu hai sempre inteso l'economia come qualcosa che ha profondamente a che fare con la sfera dell'uomo, quindi una dimensione più antropologica prima ancora che economica o economicistica nel senso stretto. Allora, vediamo di dare un'occhiata, ed è per questo che la volta scorsa siamo finiti inevitabilmente a parlare anche di grandi visioni del mondo e dell'uomo in relazione al fatto economico nel suo complesso, no? Perché abbiamo sempre detto che l'economia è una scienza che coinvolge tutto l'essere dell'uomo, è il tenere a posto la propria casa, il posto dove vivi, e quindi diciamo ha a che fare con la qualità della vita, con i valori che reggono la vita. Insomma, da questo punto di vista siamo finiti a parlare di papi l'altra volta, no? Come sintesi di una riflessione che ha al centro l'uomo, che sia religiosa per chi crede, ma anche per chi non crede è importante, perché la Chiesa è sempre stata un potere temporale e spirituale di cui tenere conto, e soprattutto diciamo un potere di massa, no? Quindi in grado di indirizzare anche correnti di pensiero, correnti politiche, correnti economiche, sociali, e dunque è necessario riflettere su quelli che sono i pensieri che reggono anche le dottrine. Abbiamo parlato l'altra settimana di dottrina sociale della Chiesa, no? Io tra l'altro ci ho fatto la tesi sopra negli anni 90 sulla dottrina sociale della Chiesa, e inevitabilmente riflettere sulla dottrina sociale della Chiesa significa riflettere sul mondo intero, perché la Chiesa è universale e perché comunque i suoi insegnamenti hanno comunque a che fare con l'uomo, no? Per chi crede e per chi non crede, ripeto, qui non è questione di fede, stiamo parlando appunto di visioni del mondo e dell'uomo. Da questo punto di vista la dottrina sociale della Chiesa sicuramente è stata iniziata in epoca moderna da Leone XIII. Questo Papa ha preso lo stesso nome ed è diventato l'esatto successore, Leone XIV. Tu hai scritto un articolo di recente parlando di un filo rosso che lega i due papi, uno di fine Ottocento e l'attuale Papa Prevost appena eletto, no? Il filo rosso è il quadro storico che legano Leone XIII e Leone XIV. Quali sono i fili che legano questi due papi e da che punto di vista? Allora, Leone XIII nel 1891 pubblica questa enciclica Rerum Novarum, che è un'enciclica fortemente sociale, e quindi lui si occupa del problema sociale e del confronto tra lavoro e mercato, tra lavoro e occupazione. In realtà lui vive un secolo di forti scontri, perché nel secolo in cui vive lui si sviluppa la rivoluzione industriale e quindi si forma la contrapposizione fra i datori di lavoro e gli operai. Quindi questo scontro, che poi diede poi vita a quello che sarebbe diventato il Marx, che nel 1948 scrive con Engels il manifesto del Partito Comunista, e poi 20 anni dopo avrebbe pubblicato il Capitale, Das Kapital, la prima versione originale in tedesco. Marx vede la situazione di scontro, e Leone XIII lì introduce la necessità che il lavoratore abbia un giusto stipendio, che sia la proprietà privata, eccetera, però accenna in modo molto forte alla necessità che il lavoratore abbia un adeguato
un adeguato trattamento, anche perché il lavoratore e il datore di lavoro sono uniti da un comune interesse, no? Che è quello di realizzare un bene, tra virgolette, che sia in funzione del datore di lavoro che del lavoratore. Nel secolo successivo sono state le grandi guerre, quindi la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, da ricordare che nell'ottobre del 1917 abbiamo la rivoluzione appunto d'ottobre e l'instaurazione di un partito comunista nella Russia che sostituisce gli zar, e Lenin diventa il riferimento del cambiamento storico sociale della Russia. Lo scontro ancora non avviene perché abbiamo la seconda guerra mondiale e questo problema tra lavoratori e datori di lavoro si pone anche in Italia nel dopoguerra. Insomma, ci sono dei conflitti forti. Negli anni 70 abbiamo manifestazioni studentesche, manifestazioni operai, insomma abbiamo una movimentazione della forza dei lavoratori. E nel 78-79 viene eletto Papa Wojtyła, che è Giovanni Paolo II, che nel 1991 pubblica l'enciclica Centesimus Annus, rifacendosi i 100 anni dalla enciclica di Rerum Novarum di Leone XIII. Lui in questa enciclica condanna soprattutto il regime sovietico, e quindi dà evidenza. Lui si era avvalso dell'aiuto anche finanziario degli Stati Uniti per favorire l'ascesa di Solidarnosc, di Lech Walesa, per creare dall'interno un processo di disorganizzazione del sistema sovietico che si stava già scollassando per conto suo. Quindi quando lui diventa Papa nel 91, nell'89 c'è la caduta del muro di Berlino e nel 91 lui fa la Centesimus Annus pro Pontifice. Che cosa succede? Che questa Centesimus Annus richiama fortemente la Rerum Novarum, ma Papa Wojtyła, Giovanni Paolo II, non vede che nello stesso anno in cui lui fa la Centesimus Annus scoppia o inizia di fatto la rivoluzione finanziaria, perché nel 91 per la prima volta viene assegnato un premio Nobel alla finanza per studi pionieristici nell'ambito della finanza, e lì si sviluppa la finanza. Quindi la finanza cresce e poi avrebbe coinvolto Benedetto XVI, che aveva preparato l'enciclica Caritas in Veritate da pubblicarsi nel 2008. Però guarda caso, lo scandalo Lehman Brothers portò Benedetto XVI a pubblicarla nel 2009 e non nel 2008. Poi abbiamo avuto Francesco che ha pubblicato la Laudato Si, in cui richiama i danni della finanza, demonizzazione del mercato, e quindi abbiamo Leone XIV, che è un agostiniano, a differenza di Francesco che è un gesuita. Quindi mentre i gesuiti avevano come simbolo ac cadaver, cioè come un cadavere, cioè l'obbedienza assoluta, gli agostiniani hanno invece un simbolo diverso, cioè la preghiera, il bene comune, hanno una visione diversa del mondo rispetto ai gesuiti. E quindi questo apre queste sue dichiarazioni, basta con la guerra, eccetera. Io credo che il cardinale Prévost, diventato Papa, possa essere una figura importante negli Stati Uniti, che hanno avuto come riferimento sempre figure di politici, figure di militari, ma non hanno mai avuto figure religiose. Hanno avuto dei predicatori, ma non hanno mai avuto una figura religiosa importante. Quindi il fatto che lui sia degli Stati Uniti e non necessariamente legato a Trump, no?
diventa importante perché potrebbe essere un modo per risvegliare cos'è quel 35%, quasi 40% di cattolici che sono negli Stati Uniti, e quindi questo diventa un momento di grande riflessione. Anche in Europa, dove il processo di desacralizzazione dell'Europa è ormai in pieno corso, le chiese sono più svuotate rispetto a prima, i seminari sono più vuoti rispetto a prima, e questo comporta da parte di Leone XIV una missione di restaurazione sostanzialmente di uno spirito religioso, di un afflato religioso, che è quello di mettere al centro del nostro interesse la persona umana nella sua entità, insomma. Ecco, Fabrizio, hai fatto un quadro di sintesi veramente efficace e appunto molto stringato, no? Però chiaro. In questo quadro ci sta l'osservazione che questo nuovo Papa abbia un approccio, diciamo così, più dottrinalmente elaborato, più dogmaticamente forte, più riflessivo rispetto alle prese di posizione, spesso anche molto, diciamo così, passionali del precedente pontefice. Mi riferisco, diciamo, a un approccio anche alle questioni economiche e sociali più meditato, più riflessivo. Non dico conservatore o progressista perché sono due categorie inflazionate e equivoche, però diverso, indubbiamente. Noi ci ricordiamo che Papa Sicuramente. Francesco ebbe delle uscite anche molto estemporanee, no? Che furono soggette a critiche. E poi mi hanno colpito due cose di questo tipo di atteggiamento, due cose che sono in ambito ecclesiastico e teologico e religioso, però indicano un modus operandi probabilmente applicabile anche alle altre questioni. La prima è l'apertura, il messaggio di fraterna apertura al dialogo con Israele, con gli ebrei, anzi, con i fratelli maggiori, come diceva Giovanni Paolo II. E la seconda è un'analoga apertura al dialogo con le chiese orientali, che sono state, diciamo, fortemente dimenticate nel corso della cristianità occidentale, fino alla tragedia degli armeni, no? Gli armeni, i copti, i greci del Ponto, sono chiese che non esistono quasi nella nostra percezione e anche nella percezione vaticana, alle quali però il Papa ha dichiarato da subito, è stata una delle prime cose, una grandissima empatia, la voglia di riallacciare i rapporti, anzi di imparare da loro nel rapporto col divino. E mi sembrano due prese di posizione molto importanti. Sono d'accordo con te da questo punto di vista. Il Cioè, Papa, forse, scusami, meno politicante, tra sì, virgolette, sì, e più politica profonda, ecco, io credo che strutturale. per certi aspetti l'azione di Francesco, che io ho vissuto direttamente perché io facevo parte del comitato scientifico della Fondazione Centesimus Annus, e quindi io ho visto tutti, mi sono confrontato con tutti i papi, cioè Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, quindi Mm. ho assistito al passaggio da Benedetto XVI a Francesco. Io ho visto le sue prime mosse che erano un po' in difficoltà. Ha assunto delle posizioni, fra virgolette, come il nome di Francesco, e quindi ha assunto delle posizioni molto, diciamo, modeste, no? Il fatto di vivere a San Marta, il fatto di rinunciare all'appartamento del Papa, il fatto di viaggiare su una 500, su una Panda, il fatto di avere una figurazione molto umile, insomma, no? E però questo può aver avuto dei riflessi anche dal punto di vista della sua comunicazione, che è stata molto spesso controversa, no? Quindi in merito soprattutto alla cultura woke. E Leone XIV si discosta da questa visione, anche dal punto di vista degli aspetti più marginali. Per esempio, lui non si muove con la 500, ma si muove con una limousine. Lui ha instaurato la cappa rossa del Papa quando ha fatto la predicazione dal balcone. E quindi ha incontrato anche Sinner con la racchetta da tennis che gli ha voluto donare, e quindi io credo che lui sia più
lui è un agostiniano, insomma, è diverso dai gesuiti e quindi ha una cultura, secondo me, che in questo momento è meno conflittuale nei confronti della società, no? Papa Francesco ha avuto delle espressioni molto forti, degli atteggiamenti molto forti, insomma, no? Certe volte contraddittori. E credo che il Papa Leone XIV si presenti, come hai detto tu, con una figura, fra virgolette, meno dogmatica dal punto di vista meno conflittuale dal punto di vista dei rapporti politici e dei rapporti religiosi. E quindi credo che possa essere un momento di confronto e l'apertura che ha fatto agli ebrei in una situazione di oggettiva difficoltà del popolo eletto, perché alla fine si sta, a seguito anche della guerra di Gaza, ci sono delle manifestazioni di antisionismo, e quindi come è successo a Napoli con quella trattoria, eccetera. Quindi il fatto di apertura alla Chiesa e agli ebrei è anche un elemento importante per superare una conflittualità esistente, e così con le chiese orientali, anche perché oggettivamente se noi andiamo nel Medio Oriente, andiamo in Siria, andiamo in Pakistan, andiamo in India, i cattolici sono presenti, ma sono minoranze combattute, sono minoranze la cui vita è sempre difficile, sono minoranze messe in difficoltà, e quindi un rapporto con le chiese orientali diventa anche un modo per alleviare la pressione sui pochi cattolici Sì. che sono presenti in quelle chiese. Certo, il tutto in un quadro di un mondo nel quale proliferano i conflitti, o comunque i conflitti che erano iniziati assolutamente non sono conclusi e se ne aprono di nuovi. E da questo punto di vista io ho trovato, non so come la vedi tu professore, molto parziale e molto scarsa l'attenzione a un fronte di conflitto che invece storicamente è già stato molto rilevante e prospetticamente può essere pericoloso, cioè il fronte di conflitto indo-pakistano. Perché se ne è parlato così poco, secondo te? Sono due potenze nucleari. Sono due potenze nucleari e il conflitto fra Pakistan e India avviene nel 1947, quando il colonialismo, il criminale, fra virgolette, colonialismo britannico libera il Pakistan e l'India dal gioco inglese. E quindi in realtà la divisione è stata fatta senza tenere il minimo conto delle diversità delle etnie e delle diversità religiose. Per cui il Pakistan, a cui poi era collegato l'attuale Bangladesh, che si è staccato, no? E è rimasta in mezzo la parte del Kashmir, che è sempre stato oggetto di combattimento. Anche questo è un fatto curioso, perché il Kashmir non è certamente una regione ricca di oro, di petrolio, alla lana di Kashmir, ma insomma è una regione importante dal punto di vista geologico, perché fa capo poi alla catena dell'Himalaya, ci sono montagne importanti, però dal punto di vista economico è tutto sommato non rilevante. Il conflitto è nato quando di fatto la separazione è stata fatta con un tratto di penna, no? Per cui si è separata una parte del Kashmir dall'altra. Ma che cosa è successo? Che gran parte del Kashmir afferente all'India è un Kashmir musulmano, mentre il governo dello stesso Kashmir è di tipo induista. Quindi il capo del governo chiamò in aiuto l'India per combattere le resistenze musulmane che avvenivano all'interno della zona del Kashmir. E di lì sono cominciate queste continue scontri, queste continue battaglie fra l'India e il Pakistan per
credo, assoggettamento, ma sia soprattutto molto di fondo ci sia anche un scontro religioso, no? Tra musulmani e induisti. Anche perché Kashmir non sembra un ambito oggetto del desiderio, insomma, no? E il Pakistan poi è tutto sommato un paese abbastanza povero, Sì. anche legato agli Stati Uniti, col quale collaborò, se ti ricordi, alla eliminazione di Osama Bin Laden, che venne individuato in Pakistan e il Pakistan consentì agli Stati Sì. Uniti di attaccare la residenza di Osama Bin Laden. E quindi l'India invece è in grande sviluppo economico, fa parte dei BRICS, il Pakistan no, e quindi ha una visione economica, sociale che la pone in una posizione diciamo di maggiore livello. Sono 1 miliardo e 400 milioni gli indiani, insomma, no? Per cui con la Cina rappresentano le 2 nazioni più popolose del mondo. Ha superato i cinesi come numero di abitanti. Sì. E quindi questa, fra virgolette, tensione si fa fatica a capire se non si lega a qualche elemento religioso, quindi la religione è sempre stato un elemento di scontro perenne. Poi che possa essere stata una causa trovata per dirimere degli interessi di potere territoriale è anche vero, però noi abbiamo vissuto guerre di religione infinite, insomma, no? Sia in Europa con i turchi, i musulmani, il cristianesimo, in Sud America, quindi abbiamo vissuto regimi di scontri estremamente forti dal punto di vista religioso. Questo però non giustifica una parziale disattenzione nei confronti di una situazione di tensione fra 2 potenze nucleari, come hai detto. Quindi c'è anche da domandarsi come mai il Pakistan sia diventato una potenza nucleare, perché alla fine non è quel paese. Bisogna riuscire a capire come mai è riuscito ad arrivare ad essere una potenza nucleare non essendo un paese estremamente forte dal punto di vista economico, dal punto di vista complessivo, sociale, eccetera, insomma, no? Eppure sarebbe interessante vedere quali sono state le cause che l'hanno portato a diventare una potenza nucleare. L'India è già più comprensibile, perché aveva gli inglesi, perché aveva rapporti con gli inglesi. Gli inglesi hanno liberato l'India nel 1947, quindi l'India è sempre rimasto sotto il dominio inglese del Commonwealth sino al 1947. È stato Gandhi a creare l'insurrezione nei confronti dell'Inghilterra, che poi Gandhi venne ucciso proprio da un fanatico religioso indiano, insomma, no? Quindi è interessante e curioso questo confronto che tutto sommato non tocca più di tanto i giornali. E qui ritorniamo a un problema di fondo che è il mainstream del giornalismo, no? Che ti parlano di vicende del pollo rubato, ma non ti parlano dello scontro fra India e Pakistan. E quindi abbiamo a che fare con fatti marginali, fatti che vanno sbattuti in prima pagina e di fatto poi non legge più nessuno, Ecco. e questo forse giustifica il crollo delle vendite. Professore, tu fai questa osservazione e mentre tu parli mi viene in mente un'altra cosa. Ti parlano del pollo rubato, non solo non ti parlano di India e Pakistan, ma non ti parlano nemmeno di come sta realmente la nostra economia italiana, quella del luogo dove viviamo noi e dove questi giornali dovrebbero vendere. E allora te la faccio io la domanda, visto che tu sei anche un attento osservatore delle vicende nostre domestiche, sei un professore della Bocconi. Come sta la nostra economia italiana oggi, adesso? La nostra economia italiana, allora partiamo dal debito che è aumentato ancora, no? Quindi è passato i 3.000 miliardi. L'industria è in difficoltà, non abbiamo una crescita del prodotto interno lordo significativo, stiamo parlando di 0, qualcosa, insomma, no? Ha un
quello che abbiamo detto in altre volte ha un dato caratteristico, questo debito, che è costituito prevalentemente da partite correnti, e cioè la spesa corrente è più dell'80%, l'84% della spesa totale al netto degli interessi. Da notare che quest'anno, dopo 4 anni, siamo riusciti a ritornare ad avere un avanzo primario lieve, ma c'è un avanzo primario, cioè le entrate superano di poco le spese totali al netto degli interessi. Questo comporta che la spesa corrente viene usata dal politico per comprare il consenso, quindi ti do i posti, ti do i finanziamenti a qualsiasi istituzione che mi possa portare dei voti, e quindi sono questa spesa corrente che poi di fatto che cosa ha contribuito alla spesa corrente? L'aumento della spesa corrente a fronte di spese per investimenti che faticano ad essere il 16%, e questo giustifica malamente purtroppo la mancata di interesse alla manutenzione delle infrastrutture sociali, i ponti, i dissesti geografici, i diluvi, gli allagamenti, le autostrade, e quindi Ecco, su abbiamo questo, una classe politica debole. No, scusami, non volevo interromperti, però questo tuo ragionamento mi conduce a un'altra delle notizie di oggi, no? Perché poca spesa per investimento, dicevi, molta spesa corrente. Allora, spesa per investimento, noi siamo il paese in Europa che più ha fatto ricorso ai fondi del PNRR. Dopo di noi solo la Romania, ma abissalmente lontana da noi per quantità di soldi richiesti. Noi abbiamo chiesto 170, non mi ricordo, 180 miliardi, la Romania 15, è il secondo paese. Quindi noi siamo di gran lunga quelli che in Europa si sono indebitati di più col PNRR. Il debito da PNRR doveva servire per costruire cose strutturali, per fare cioè investimenti veri, non per la spesa corrente. Sta andando così? È andata così? No. È stata una buona occasione, perché l'ultima, diciamo, polemicuzza, se vogliamo, o polemicona, secondo alcuni altri, che riguarda questa questione, è stata tra il vicepresidente della Commissione europea, l'italiano Fitto, e il ministro dell'economia Giorgetti. Giorgetti ha chiesto una proroga sul PNRR e invece l'Europa, tramite l'italiano Fitto, gli ha detto no. La scadenza resta il 31 agosto del 2026, impossibile modificarla. Nessuna proroga per il PNRR. E lo dice un italiano, insomma, tra l'altro. Quindi il fatto che si chieda la proroga forse vuol dire che non siamo arrivati a fare buoni lavori, abbiamo bisogno di più tempo. Il fatto che non la si dia testimonia che un italiano va in Europa, ma non per questo dice sì a un altro italiano. Sì, il problema è legato al fatto che su tutto, perdonami, perché abbiamo proprio 2 minuti e ti lascio l'ultima è sulla considerazione. spesa corrente. Su tutto, questi Allora, soldi il sono problema serviti o qual è? no a Che fare investimenti? non ci sono persone che hanno dei progetti strategici, quindi tu puoi avere i soldi, ma se non hai dei progetti, i Fai solo soldi non li debito. spendi. O non li spendi o fai debito. O li spendi, oppure li spendi per la spesa corrente, cioè la struttura culturale e progettuale dell'attuale establishment politico è rivolta al breve tempo, non è rivolta al lungo tempo, è rivolta ogni giorno a vedere i sondaggi Guarda, d'opinione. ecco, qui abbiamo pochissimo tempo, non ne abbiamo più, però apriremo un problema enorme, magari lo riprendiamo, ne avevamo già parlato con te in passato, perché in questo paese non si riesce a investire seriamente in maniera strutturale. Ma dobbiamo salutarci qua. Io ti ringrazio il professor Grazie a Fabrizio voi Pezzani, tutti, buona ci giornata. risentiremo. Grazie professore Ok, e grazie a tutti. arrivederci. Ciao. Avete ascoltato Auto da Fè. Ehi tu!